compagnie de putain de paquet e la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Stamani voglio proporvi qualche spunto di riflessione su temi diversi. Partiamo dal tema della giustizia, o meglio, dell'esercizio pratico della funzione giudiziaria o giurisdizionale attraverso un caso specifico che tutti ricordiamo. La vicenda legata all'assassinio il 1° novembre del 2007 a Perugia della studentessa inglese Meredith Kercher, che si trovava in Italia nell'ambito del progetto Erasmus. Su questo caso vi voglio proporre un articolo. L'articolo si intitola Il prezzo dell'indipendenza del giudice, il processo per l'omicidio di Meredith Kercher e la storia di Claudio Pratillo Hellman. L'articolo di Vincenzo Giglio, pubblicato il 4 marzo 2025 sul blog terzultimafermata.blog. Vincenzo Giglio è stato magistrato ordinario da maggio 1985 a gennaio 2016, esponente di magistratura democratica. Dal 2007 al 2011 è stato docente a contratto di diritto e procedura penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Statale Mediterranea di Reggio Calabria. È stato più volte relatore in corsi di formazione del Consiglio Superiore della Magistratura. È autore di manuali e scritti giuridici su Corriere Tributario, Questione Giustizia, Filo Diritto, Diritto.it e altre riviste. Nell'ottobre del 2015 Vincenzo Giglio sconta una condanna definitiva in carcere, condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte d'Appello di Milano a conclusione dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sulla cosiddetta zona grigia dell''ndrangheta e sulle infiltrazioni del clan Valle Lampada in Lombardia per corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento aggravato per aver agevolato le attività del clan. Ha scontato 1 anno e 9 mesi in carcere. Quest'articolo, tuttavia, è molto interessante in tema di rapporti tra accusa e giudici, pubblici ministeri e magistrati giudicanti, temi dei quali si parla in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Leggiamo cosa scrive il dottor Giglio, 4 marzo 2025, terzultimafermata.blog. Mentre infuria il dibattito, eravamo nel 2025, sull'indipendenza e sull'autonomia della magistratura, piace ricordare la storia di un giudice e del prezzo che dovette pagare per aver fatto il suo lavoro ascoltando soltanto la sua coscienza. Stiamo parlando del giudice Claudio Pratillo Hellman. Era il presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Perugia. Correva l'anno 2011 e per una qualche imprevedibile congiunzione astrale toccò a lui presiedere il collegio della Corte d'Assise d'Appello, chiamata a decidere le impugnazioni di Raffaele Sollecito e Amanda Knox contro la sentenza della Corte d'Assise di Perugia che a dicembre 2009 aveva riconosciuto entrambi, Raffaele e Amanda, colpevoli dell'omicidio di Meredith Kercher e di violenza sessuale e Amanda Knox, inoltre, di calunnia in danno di Patrick Lumumba. Anche il pubblico ministero di Perugia aveva fatto appello contro la sentenza, allo scopo di ottenere la condanna degli imputati all'ergastolo. Il caso giudiziario, scrive Vincenzo Giglio, è talmente noto da rendere inutile ricordare quanto clamore mediatico lo avesse accompagnato fin dalle primissime indagini, quanto fossero assertive le tesi accusatorie, quanta aspettativa ci fosse in senso colpevolista. Eppure, a dispetto di questa imponente massa di rumore, l'assise di appello non se ne fece né travolgere né distrarre. Ampliò l'istruttoria accogliendo varie richieste della difesa di Raffaele e di Amanda e ammettendo in particolare nuovi accertamenti, perizie, sulle tracce rinvenute sul coltello trovato in casa di Sollecito e sul gancetto del reggiseno della Kercher. Accertamenti il cui esito sollevò forti dubbi sull'attendibilità delle rilevazioni fatte a suo tempo dalla polizia scientifica. A quelle attività seguì un'ampia revisione del verdetto di primo grado con la assoluzione dei 2 imputati, Raffaele e Amanda, dalle accuse di omicidio e violenza sessuale
e la conferma della condanna di Amanda Knox per calunnia. È ugualmente noto l'iter giudiziario successivo. La Procura Generale di Perugia fece ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione dei due. Il 26 marzo 2013 la prima sezione penale della Cassazione accolse il ricorso della Procura Generale di Perugia, annullò la sentenza di assoluzione impugnata e, trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Assise di Firenze, chiese un nuovo giudizio. I giudici di Firenze conclusero il loro lavoro il 30 gennaio 2014. Ci fu un nuovo e inverso ribaltamento rispetto ai giudici di Perugia. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze dichiarò la colpevolezza di Sollecito e della Knox e condannò il primo a 25 anni di reclusione, la seconda a 28 anni e 6 mesi. Amanda e Raffaele ricorsero per Cassazione e il 27 marzo 2015 la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione mise la parola fine al processo, annullò senza rinvio la condanna inflitta per omicidio e violenza sessuale e confermò soltanto la responsabilità di Amanda Knox per la calunnia contro Patrick Lumumba. L'esito definitivo del giudizio fu dunque esattamente conforme alla decisione della Corte d'Assise d'Appello presieduta dal dottor Claudio Pratillo Hellman. Eppure, il 28 maggio 2015, a processo ormai definitivamente concluso, il pubblico ministero titolare delle indagini, insieme a due poliziotte della squadra mobile della Questura di Perugia, presentò una denuncia a querela alla Procura della Repubblica di Firenze. Il bersaglio di questa iniziativa fu uno degli avvocati difensori di Raffaele Sollecito, per via delle dichiarazioni che l'avvocato aveva rilasciato a un organo di stampa gravemente critiche nei confronti dell'operato di quel pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Così si leggeva nell'esposto del pubblico ministero e delle due poliziotte. Due punti virgolette. In sede di appello, la Corte di Assise d'Appello di Perugia, inspiegabilmente composta dal presidente della sezione previdenziale e da un consigliere addetto alla sezione civile, ha assolto i due, Sollecito e Knox. Nel corso del processo sono stati nominati due periti che tra l'altro avevano redatto la perizia ignorando i documenti comprovanti l'esito negativo dei controlli sulla pretesa contaminazione del coltello e del gancetto prodotti invece dalla procura. Ciò avrebbe dovuto travolgere la perizia stessa, ma la Corte ha ignorato il grave errore commesso dai periti. La quinta sezione della Suprema Corte, chiamata a decidere in merito ai ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza del giudice di rinvio, avrebbe dovuto considerare inammissibili i ricorsi. Non si può negare, scrivono il PM e le due poliziotte, che la decisione della quinta sezione sia una decisione non solo assolutamente imprevedibile e anomala, ma che costituisce addirittura un unicum della giurisprudenza della Corte di legittimità. Cosicché, commenta Vincenzo Giglio nel suo articolo, nell'opinione di quel pubblico ministero e delle poliziotte denuncianti, dovevano essere considerate corrette le sentenze che avevano assecondato la tesi dell'accusa, mentre per contro erano clamorosamente sbagliate le decisioni di segno inverso, quelle che avevano assolto gli imputati, compresa quella definitiva del 2015. Ma qualcos'altro di ben più significativo era successo prima, pochi mesi dopo la sentenza, nel 2011. Claudio Pratillo Hellman si dimise dalla magistratura e spiegò lui stesso, in un'intervista al quotidiano La Repubblica, le ragioni del suo gesto. Leggiamo insieme l'intervista che Claudio Pratillo Hellman diede a Repubblica in occasione delle sue dimissioni dalla magistratura il 30 marzo 2015. Titolo dell'intervista: Claudio Pratillo Hellman: per avere assolto Amanda e Raffaele venni linciato anche dai magistrati. L'intervistatore era Meo Ponte. Parla l'uomo, scrive Repubblica, che nel 2011 presiedeva la Corte d'Appello di Perugia che assolse Amanda e Raffaele. Da allora è in pensione.
L'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito da parte della Corte di Cassazione non è soltanto la soddisfazione per il riconoscimento implicito della validità della sentenza emessa a suo tempo dalla Corte che io presiedevo, ma è soprattutto la fine di una grande sofferenza. Per 3 anni e mezzo ho sofferto per la sorte di 2 ragazzi che ritenevo innocenti e che rischiavano di scontare una pena durissima per un delitto che non avevano commesso. Sono queste le parole di Claudio Pratillo Hellman, 72 anni nel 2015, che nel 2011 presiedeva la Corte d'Appello di Perugia che assolse Amanda e Raffaele. Da allora è in pensione. Domanda a Meo Ponte: come mai, dottor Pratillo Hellman, lasciò la magistratura proprio dopo quella sentenza? Praticamente, risponde il dottor Pratillo Hellman, fui costretto. La nostra decisione fu accolta con reazioni di sdegno. Ricordo ancora i fischi e le urla di una clac che si era radunata la sera del verdetto davanti al tribunale. Dal giorno dopo mi sentii circondato da un'ostilità crescente. Nei bar di Perugia dicevano che mi ero venduto agli americani, che avevo ceduto alle pressioni della CIA. Panzane, certo, ma quello che mi ha colpito di più del linciaggio diffamatorio durato per anni fu la reazione dei miei colleghi magistrati. Quasi tutti mi tolsero il saluto, in particolare quelli che a diverso titolo erano stati coinvolti nella vicenda. Mi resi conto che quella della mia corte era stata una voce fuori dal coro in un tribunale. Attenzione a cosa diceva a Repubblica in questa intervista il dottor Pratillo Hellman, un tribunale dove tutti i giudici, a partire dal giudice per l'udienza preliminare, il GUP, per arrivare a quelli dei diversi tribunali del riesame, pur criticando l'inchiesta, tutti i giudici avevano avallato l'accusa, cioè il pubblico ministero. In più, osserva Pratillo Hellman, ero impredicato per la presidenza del tribunale e naturalmente quella carica venne assegnata a un altro collega, sicuramente degnissimo, ma qualche sospetto che si trattasse di una ritorsione per la mia sentenza di assoluzione mi venne. 6 mesi dopo la sentenza, quindi, decisi di andare in pensione. Che cosa la convinse dell'innocenza di Amanda e Raffaele? Chiede Meo Ponte. Risponde Pratillo Hellman. Il fatto che l'indagine era del tutto lacunosa e secondo me sbagliata fin dall'inizio. Tant'è vero che in un primo momento fu arrestato Patrick Lumumba, che poi risultò del tutto estraneo alla vicenda, diventando parte lesa. Ricordo che il mio collega, Massimo Zanetti, che presiedeva la corte con me, aprì la sua relazione dicendo che di certo c'era solo la morte di Meredith Kercher. Ordinammo le perizie che non erano state fatte durante il processo di primo grado e la contaminazione delle prove scientifiche apparve in tutta evidenza. Era palese che il coltello sequestrato a casa di Raffaele Sollecito non era l'arma del delitto. La lama non combaciava con la ferita. In più, mi sono sempre chiesto perché dovevano per forza essere state 3 persone ad uccidere la povera Meredith e veniva invece scartata a priori la possibilità che potesse essere stato soltanto Rudy Guedet, cioè il condannato, in definitiva. L'unico ad essere condannato appunto per l'omicidio e soprattutto, osserva Pratillo Hellman, l'unico a sapere cosa davvero è accaduto quella notte in Via della Pergola, teatro dell'omicidio, e chi c'era con lui, se c'era qualcuno. Abbiamo provato a farglielo dire, ma quando venne nella nostra aula, alla precisa domanda se riconoscesse Amanda e Raffaele, lui rispose fumosamente che aveva sempre pensato che gli assassini fossero loro e mi ha sempre sorpreso il riguardo con cui Rudy Guedet era stato trattato, nonostante fosse l'unico la cui presenza sulla scena del crimine fosse indiscutibile. Cosa provò, chiede l'intervistatore Meo Ponte, quando la Corte di Cassazione annullò la sua sentenza di assoluzione? Sgomento soprattutto, risponde Pratillo Hellman. La mia corte aveva cercato di capire davvero chi avesse ucciso Meredith, senza lasciarsi intrappolare dai pregiudizi o da tesi precostituite.
Avevamo assolto quei 2 ragazzi perché il dibattimento aveva dimostrato che non c'erano prove della loro partecipazione al delitto. Naturalmente quella decisione rinfocolò la campagna diffamatoria nei miei confronti e ritornarono in circolo le voci che io fossi stato assoldato dagli Stati Uniti per liberare Amanda Knox. E quando il secondo processo d'appello a Firenze li condannò entrambi nuovamente? Chiede l'intervistatore. Rimasi perplesso, risponde il dottor Pratillo Hellman. Non riuscivo a capire come avessero potuto farlo, dato che dal dibattimento non era emerso nulla di nuovo. Avevano cambiato il movente, ma si trattava ancora di una supposizione, non di un dato di fatto. Avevano ordinato anche lì una perizia scientifica sul coltello che aveva avuto sostanzialmente la stessa conclusione della nostra. Mi chiedo ancora come fecero ad arrivare a una condanna. Nel 2019 Claudio Pratillo Hellman, in occasione del ritorno in Italia di Amanda Knox, aggiunge una considerazione ripresa da qualche mezzo di informazione e ricorda: il clima di diffidenza che c'è nei confronti di Amanda e Sollecito in Italia è nato con il clamore mediatico che fin dalle indagini li additava come i responsabili dell'omicidio di Meredith. La gente è colpevolista, è più semplice scaricare le colpe e le responsabilità su qualcuno. La verità è che l'umanità è sostanzialmente malvagia e le persone vedono se stesse specchiandosi inconsapevolmente negli altri. Il male è in noi, osservava Platilio Herman, e è facile vederlo negli altri. Quelli nei confronti di Amanda sono giudizi superficiali, ma non c'è da stupirsi. Noi siamo fortemente anti-italiani. Sollecito ha infatti difficoltà a trovare un lavoro perché molti non gli credono ancora. Amanda invece non ha avuto problemi a rifarsi una vita perché in America le credono. Commenta alla fine Vincenzo Giglio nel suo articolo su terzultimafermata.blog. Una decisione non gradita, quella che prese assolvendo il giudice Pratilio Hellman, un'ostilità corale contro di lui, il saluto tolto dai colleghi magistrati, l'ostracismo, l'esito negativo della sua partecipazione al bando del Consiglio Superiore della Magistratura per la nomina alla presidenza del Tribunale. Il destino personale di Claudio Pratillo Hellman fu un effetto collaterale del battage pubblicitario creato attorno all'omicidio della studentessa inglese e alle conseguenti aspettative colpevoliste. La storia di quel singolo magistrato insegna però molto di più. L'indipendenza del giudice, osserva Vincenzo Giglio, l'indipendenza del giudice è un valore, ma può anche trasformarsi in un prezzo da pagare. Il pubblico ministero che partecipa della mitica cultura della giurisdizione è un'icona rassicurante, ma raramente apprezzabile nella realtà, e la compattezza della magistratura, per contro, si manifesta spesso, ma non sempre, nel modo che ci si aspetta. Cambiamo argomento e andiamo al vicino Oriente, molto vicino. Parliamo della Turchia, membro dell'Alleanza Atlantica, paese membro fondatore del Board of Peace, organo ideato da Donald Trump per la gestione e ricostruzione di Gaza, e parliamo proprio di questo organo, il Board of Peace o Consiglio per la Pace. Di Turchia e di Board of Peace ha scritto per gatestoneinstitute.org Uzay Bulut, giornalista, analista politica turca, precedentemente residente ad Ankara. Uzay Bulut ha studiato all'Università Bogazici di Istanbul e alla Middle East Technical University di Ankara. I suoi scritti sono apparsi su diverse testate come il Washington Times, il Christian Post, il Daily Caller e il Jerusalem Post. Il lavoro giornalistico di Uzay Bulut si concentra principalmente sui diritti umani, la politica e la storia turche, le minoranze religiose in Medio Oriente e l'antisemitismo. Uzay Bulut è Distinguished Senior Fellow presso il Gatestone Institute.
L'articolo di Usai Bulut che vi voglio proporre è stato pubblicato l'11 gennaio scorso con il titolo "Il Consiglio della pace jihadista di Trump". La Turchia, scrive Usai Bulut, non fa mistero del suo sostegno all'organizzazione terroristica Hamas. Il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, attraverso il suo continuo sostegno ad Hamas, non ha portato una pace duratura, ha portato un terrorismo duraturo, e le parole di Erdogan rivelano chiaramente le sue intenzioni. Dopo aver sostenuto il gruppo terroristico Hamas per oltre un decennio, scrive Uzay Bulut, il presidente turco Erdogan, insieme al presidente degli Stati Uniti Trump, ora vorrebbero che la Turchia facesse parte, e del resto fa parte, del Consiglio per la pace, il Board of Peace internazionale che opererà a Gaza. Osserva la giornalista Christine Douglas Williams: lo spiegamento delle forze turche a Gaza è una cattiva notizia. Considerate che Erdogan ha definito Hamas un'organizzazione di liberazione, ha ospitato i leader di Hamas ad Ankara e ha concesso ai leader di Hamas passaporti turchi. Turchia e Qatar sono i più noti sostenitori dei fratelli musulmani, con la Turchia che sostiene anche il presidente jihadista della Siria, Ahmed al-Sharaa, oltre alla sua crescente partnership con l'Iran e al fatto che considera i talebani afghani amici. Cosicché, scrive la giornalista Christine Douglas Williams, cosicché Israele si trova in una situazione peggiore rispetto a quando Hamas gestiva Gaza, dato l'enorme potere in aumento della Turchia. Il dispiegamento delle forze turche a Gaza e la vendita di aerei F-35 a Erdogan non sono idee politiche, ma un metodo: gestione regionale attraverso accordi e rassicurazioni personali piuttosto che la dura realtà. Lo stesso Trump ha illustrato questo approccio quando ha liquidato la questione come se si trattasse di un malinteso tra vicini. Israele starà bene, ha detto Trump, e la Turchia non userà gli F-35 contro Israele. Ma questa, osserva la giornalista Christine Douglas Williams, questa non è politica, è un'ipotesi pericolosa che in Medio Oriente non funziona. A sua volta, il giornalista palestinese Hamza Howidi ha avvertito: sembra che la Turchia, nonostante i suoi legami pubblici con Hamas, guidata da Erdogan, che di recente ha descritto Hamas come un movimento di liberazione, prenderà in qualche modo parte al cessate il fuoco di Gaza, cosa che poi è accaduta. Assegnare alla Turchia, scrive Hamza Howidi, un ruolo nel futuro di Gaza è un errore strategico che prima o poi farà rinascere Hamas o finirà per creare una nuova milizia con gli stessi obiettivi di Hamas, ma con un altro nome. Il cosiddetto accordo di pace di Gaza, mediato da Trump a settembre, prevede una forza internazionale che garantirà il completo disarmo di Hamas, pur continuando a presidiare di fatto le aree ora controllate dalla stessa organizzazione terroristica, Hamas. Ciò significa che Trump si aspetta in realtà che questi paesi, tutti i musulmani di Hamas, i sostenitori dei fratelli musulmani e gli oppositori accaniti di Israele, costringano Hamas a disarmarsi e a vivere tranquillamente fianco a fianco in armonia con Israele, uno Stato che, a un certo punto, tutti costoro hanno dichiarato di voler vedere distrutto. In un'intervista del 5 gennaio scorso a Bloomberg, Erdogan ha detto chiaramente che il successo di una cosiddetta forza internazionale di stabilizzazione a Gaza dipenderà dall'inclusione di attori legittimati sul campo. Dalle parole di Erdogan è facile capire chi non è legittimo, e non sono i palestinesi. Erdogan ha aggiunto:
Capirete che in questo senso sarebbe difficile per qualsiasi meccanismo senza la Turchia guadagnarsi la fiducia del popolo palestinese. Siamo nella posizione di un paese chiave per una simile missione grazie ai nostri profondi legami storici con la parte palestinese, grazie ai canali di sicurezza e alla diplomazia che abbiamo condotto con Israele in passato, evidentemente molto in passato, prima che Erdogan iniziasse a inviare flottiglie armate per attaccare Israele. E ancora, ha detto Erdogan, grazie alla nostra influenza regionale come paese membro della NATO. La nostra volontà politica è chiara. Siamo pronti ad assumerci qualsiasi responsabilità per una pace duratura a Gaza. Queste le parole di Erdogan. Tuttavia, nota Uzay Bulut, il regime di Erdogan, attraverso il suo continuo sostegno ad Hamas, non ha portato pace duratura, ha portato con sé terrorismo duraturo. E sono le stesse parole di Erdogan a rivelare le sue intenzioni. Nel discorso all'apertura del Parlamento del 1° ottobre 2020, Erdogan ha dichiarato: in questa città, che abbiamo dovuto lasciare in lacrime durante la Prima Guerra Mondiale, è ancora possibile imbattersi nelle tracce della resistenza ottomana. Gerusalemme è la nostra città, una città che viene da noi. E ancora, nelle preghiere di Eid al-Fitr per la chiusura del Ramadan il 30 marzo 2025, ha detto Erdogan chiarissimamente: possa Allah, per amore del suo nome, Al-Kahar, distruggere e devastare l'Israele sionista. E ancora, dalla direzione delle comunicazioni 10 della Turchia, 13 maggio 2024, parole di Erdogan citate dall'account ufficiale: non considero Hamas un'organizzazione terroristica. Al contrario, considero Hamas un popolo impegnato nella lotta per proteggere la propria terra, la propria popolazione. Infine, discorso dell'8 marzo 2024, Erdogan ha dichiarato: la Turchia è un paese che parla apertamente con i leader di Hamas e li sostiene fermamente. La Turchia, scrive ancora Uzay Bulut, non fa mistero del suo sostegno all'organizzazione terroristica Hamas. Nel corso degli anni, il ministro degli esteri Hakan Fidan e il capo dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence turca Ibrahim Kalin hanno incontrato più volte i leader di Hamas, tra cui il leader assassinato Ismail Haniyeh. Il 29 gennaio 2025 il presidente turco Erdogan ha ricevuto Mohammed Darwish, presidente del Consiglio della Shura di Hamas, e una delegazione di Hamas presso il complesso presidenziale di Ankara. Più recentemente, il 24 dicembre 2025, il ministro degli esteri Fidan ha incontrato ad Ankara una delegazione di Hamas guidata dal membro dell'ufficio politico di Hamas, Khalil Hayeh. In un'intervista alla CNN Turk, andata in onda il 18 dicembre 25, il dirigente di Hamas, Kemal Avn, ha dichiarato: la resistenza palestinese ha voluto che la Turchia facesse da mediatrice a Gaza fin dall'inizio della guerra nel 2023. Vogliamo vedere l'esercito turco a Gaza. Ci fidiamo della Turchia più che di altri stati che ci danno ordini. Scommetto, scrive Uzay Bulut, che quelli di Hamas vogliono l'esercito turco a Gaza. L'alleanza della Turchia con Hamas è solida da molti anni. Hamas ha uffici in Turchia e lì ha iniziato a riciclare denaro. L'emittente statale tedesca Deutsche Welle ha riferito che Hamas ha almeno un ufficio nel quartiere di Başakşehir a Istanbul, che utilizza anche per gli incontri con i giornalisti. Esiste inoltre un'associazione affiliata ad Hamas nel quartiere di Fatih a Istanbul, collegata a questo ufficio. Il governo turco ha perfino concesso passaporti turchi ad alcuni membri di Hamas. Nel 2018 il Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs ha pubblicato un rapporto intitolato La Turchia abbraccia Hamas.
Le autorità turche, c'è scritto, consentono all'ala militare di Hamas di operare da un ufficio a Istanbul che si occupa di pianificare attacchi terroristici e trasferire fondi agli attivisti dell'organizzazione in Cisgiordania. Quest'ufficio è gestito da Saleh al-Arauri, vicepresidente dell'ufficio politico di Hamas con sede a Beirut, con l'assistenza degli attivisti di Hamas rilasciati in base all'accordo di liberazione del prigioniero israeliano Shalit nel 2011. In un altro rapporto, pubblicato lo stesso anno, il Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs scrisse che ex prigionieri terroristi gestiscono l'ufficio di Hamas a Istanbul. L'ala militare di Hamas ha un ufficio a Istanbul, in Turchia, che lavora a stretto contatto con il quartier generale di Hamas in Cisgiordania, situato a Gaza, e dirige gli attacchi terroristici in Cisgiordania. Uno degli agenti coinvolti è Forzan Khalifa, responsabile della parte settentrionale della Cisgiordania. Khalifa era in contatto con la cellula terroristica guidata dal terrorista Ahmed Nassar Jarrar di Jenin, che ha assassinato il rabbino Razi el-Shevach nei pressi della comunità di Havat Gilad in Samaria. Nel 2021, in un rapporto intitolato Il quartier generale di Hamas a Istanbul ha diretto centinaia di attacchi terroristici contro gli israeliani e riciclato milioni di dollari, il Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs ha scritto: la Turchia collabora con organizzazioni terroristiche sia a livello ideologico che operativo. I terroristi che operano sul suolo turco creano infrastrutture e pianificano attacchi terroristici contro Israele. Alti funzionari di Hamas, la maggior parte ex detenuti in Israele per terrorismo, rilasciati in uno scambio di prigionieri, operano dalla Turchia contro Israele. Nonostante le affermazioni ufficiali turche, non è coinvolta solo l'attività politica di Hamas. Secondo lo Shabak, agenzia per la sicurezza israeliana, noto anche come Shin Bet, nel corso degli anni la sede centrale, le filiali e gli agenti di Istanbul hanno diretto centinaia di attacchi terroristici e tentati attentati in Israele e in Cisgiordania in particolare. Il rapporto fa luce anche sulle aziende di Hamas e sul riciclaggio di denaro in Turchia. L'indagine dello Shabak ha rivelato un esteso riciclaggio di denaro da parte di Hamas in Turchia sotto la supervisione di Zaher Jabarin, con le autorità turche che chiudevano un occhio sulla provenienza dei fondi. L'indagine ha anche scoperto che agenti di Hamas possedevano una società chiamata IMAS che serviva Hamas camuffando attività di riciclaggio di denaro per somme di milioni di dollari che venivano trasferite a Gaza e in diversi paesi. Il rapporto cita poi alcuni dei terroristi di Hamas che hanno operato in Turchia per nome e cognome e hanno perfino assassinato israeliani. Mahmoud Atwan, originario del quartiere di Zur Baher a Gerusalemme Est, liberato nell'accordo per il soldato israeliano Shalit, membro della cellula che rapì e uccise l'ufficiale della polizia di frontiera Nissim Toledano nel 1992. Majid Abu Katish, originario di Anata, anche lui membro di quella cellula. Taiser Suleiman, espulso nell'accordo sul soldato Shalit, uccise un soldato israeliano. Fahad Sabri Baran al-Shaludi, appare di tanto in tanto sulla televisione turca. Walid Zakaria Akel, uno dei fondatori delle brigate Izzadin al-Qassam di Hamas, condannato a 21 ergastoli. Harun Mansour Yaqub Nasser al-Din. Si è vantato in passato che la Turchia concede agli ex prigionieri di Hamas piena libertà di andare e venire al loro piacimento. Ayman Mohammad Abu Khalil, Bakri Hanifa, un'importante figura economica di Hamas, ha affermato di aver trasferito milioni di dollari dal Qatar ad Hamas tramite la Turchia, e Maher Abid, membro dell'ufficio politico di Hamas, alto funzionario finanziario, presumibilmente responsabile delle relazioni internazionali di Hamas fino al 2016. Tutti
tutti costoro hanno operato in Turchia e secondo un rapporto del marzo 2025 del Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, intitolato La Turchia come centro delle attività di Hamas, la Turchia, sotto la guida del presidente Erdogan, è uno degli alleati strategici più importanti di Hamas, soprattutto dopo i violenti eventi della flottiglia Mavi Marmara del 2010. La Turchia ospita importanti figure di Hamas, alcune delle quali hanno ricevuto cittadinanza turca, e fornisce supporto politico, diplomatico, propagandistico, nonché assistenza economica e umanitaria. Hamas ha stabilito uno dei suoi centri più importanti all'estero proprio in Turchia, gestito principalmente da prigionieri rilasciati nell'ambito dell'accordo di scambio per il soldato israeliano Gilad Shalit nel 2011. Hamas utilizza la Turchia per pianificare attacchi terroristici e trasferire fondi per finanziare attività terroristiche all'interno di Israele, in Giudea, Samaria e nella striscia di Gaza, e per raccogliere e riciclare denaro a sostegno delle sue operazioni terroristiche, tra cui l'attacco e il massacro del 7 ottobre 2023. Lo stretto rapporto tra Turchia e Hamas si è manifestato durante la guerra nella striscia di Gaza, quando la Turchia non ha condannato Hamas, ma ha criticato duramente Israele, spesso utilizzando temi antisemiti. Durante i combattimenti, il coordinamento politico tra il presidente turco Erdogan, alti funzionari turchi e la leadership di Hamas è continuato anche per quanto riguarda i negoziati con Israele e gli aiuti umanitari. La Turchia ha anche accolto prigionieri palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane e deportati. Il 30 marzo 2025, durante una preghiera del Ramadan, il presidente turco Erdogan ha dichiarato: «Possa Allah, per amore del suo nome, distruggere e devastare l'Israele sionista». Ha anche pregato per la misericordia dei martiri di Hamas e della Jihad islamica palestinese ed ha augurato pronta guarigione ai terroristi feriti. Nonostante gli avvertimenti del governo statunitense, l'alleanza di Hamas con la Turchia di Erdogan rimane forte. Yakov Lapin, corrispondente, analista di affari militari, ha scritto per l'agenzia JNS il 4 aprile 2025: una cellula terroristica di Hamas a Nablus, che aveva ricevuto istruzioni e finanziamenti dal quartier generale estero di Hamas in Turchia, è stata smantellata dalle forze di sicurezza israeliane, in quello che gli osservatori definiscono parte di un più ampio schema in cui la Turchia funge da centro permissivo per le operazioni terroristiche di Hamas. Secondo una dichiarazione congiunta della polizia israeliana e dell'Agenzia per la sicurezza israeliana Shin Bet, rilasciata il 25 marzo 2025, è stata sventata una cellula terroristica di Nablus che agiva sotto la guida e il finanziamento del quartier generale di Hamas in Turchia per compiere attacchi con armi da fuoco e ordigni esplosivi. La dichiarazione aggiungeva che durante le indagini sono stati consegnati un fucile M16 e decine di migliaia di dollari in contanti. Michael Barak, ricercatore senior presso l'Istituto internazionale per il controterrorismo ICT, specialista di movimenti islamici radicali e jihadisti, ha dichiarato sempre all'agenzia JNS che la Turchia è una base per i fratelli musulmani. Lì ci sono reti che aiutano Hamas con finanziamenti, supporto, decisioni religiose e logistica. La Turchia è diventata un punto di accoglienza per i membri della fratellanza musulmana. Michael Barak ha confermato che un quartier generale di Hamas esiste ancora lì, a Istanbul e anche ad Ankara, ed è integrato nelle istituzioni educative, comprese le università, e ha citato l'esempio del professor Sami al-Arian, un finanziatore del jihad islamico palestinese negli anni 90, espulso dagli Stati Uniti e ora attivo presso un centro di pensiero, un think tank affiliato all'Università di Ankara.
E lì il professor Sami Al-Arian ospita esponenti di Hamas e mantiene i legami con Hamas, organizzando webinar con loro su Zoom e gestendo i collegamenti tra la fratellanza e Hamas anche in India. Il professor Barak ha sottolineato: tutte queste risorse dei fratelli musulmani in Turchia aiutano Hamas sia attraverso la Dawah, attività di sensibilizzazione islamica o carità, sia attraverso finanziamenti o sentenze religiose. Barak ha aggiunto che la Turchia è diventata un punto d'accoglienza per le figure dei fratelli musulmani provenienti da Libia, Iraq e Yemen. Hamas, giova a ricordarlo, è il ramo palestinese dei Fratelli Musulmani ed è stato definito un'organizzazione terroristica, tra gli altri, da Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, Giappone, Unione Europea. Il 7 ottobre del 2023, anche questo giova a ricordarlo, Israele fu invaso dai terroristi di Hamas. Attaccarono le comunità civili, uccisero più di 1200 civili e cittadini stranieri, ferendone migliaia. Tra le atrocità fu cotto vivo un bambino in un forno, fu tagliato il seno di una donna mentre la violentavano per poi giocarci, furono rapiti 241 israeliani e cittadini stranieri che furono torturati, violentati, lasciati morire di fame, molti di loro uccisi. Il dottor Tal Becker, ex consigliere del Ministero degli Affari Esteri israeliano, nel gennaio 2024 ha riferito alla Corte internazionale di giustizia che accusava Israele di genocidio che la sofferenza dei civili in questa guerra, come in tutte le guerre, è tragica. Il Sudafrica, uno stato ricorrente, ha purtroppo presentato alla Corte internazionale di giustizia un quadro di fatto e giuridico profondamente distorto. Se ci sono stati atti che possono essere definiti genocidi, allora sono stati perpetrati contro Israele. Se c'è una minaccia umanitaria per i civili palestinesi di Gaza, essa deriva principalmente dal fatto che hanno vissuto sotto il controllo di un'organizzazione terroristica genocida, che ha un totale disprezzo per la loro vita e il loro benessere. Tale organizzazione, Hamas e i suoi sponsor, cercano di negare a Israele, ai palestinesi e agli stati arabi della regione la possibilità di promuovere un futuro comune di pace, coesistenza, sicurezza, prosperità. Israele è in guerra per difendersi da Hamas, non dal popolo palestinese, per assicurarsi che non abbia successo Hamas. Questa invasione di Israele, grande più o meno quanto il New Jersey, scrive ancora la giornalista turca Uzay Bulut, questa invasione di Israele fu lanciata da circa 3.000 terroristi, accompagnati da circa 2.200 razzi lanciati contro villaggi, paesi, città israeliani. Circa 215.000 civili israeliani furono evacuati dalle loro case, diventando sfollati interni. Il giurista Avraham Russell Shalev, specializzato in diritto pubblico internazionale, ha sostenuto in un articolo del 2025 che ciò che Hamas ha commesso il 7 ottobre è stato un genocidio. L'articolo analizza l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 a Israele attraverso la lente della Convenzione sul genocidio, sostenendo che queste azioni costituiscono genocidio ai sensi del diritto internazionale. Basandosi sulla giurisprudenza internazionale, l'analisi dimostra come le azioni di Hamas soddisfino sia i requisiti dell'elemento fisico, sia quelli dell'intento specifico per il genocidio, come dimostrato dalla sua ideologia, dalle sue politiche sistematiche e dalle dichiarazioni della leadership di Hamas. L'articolo esamina anche come le accuse inverse di genocidio contro Israele abbiano funzionato come scudo retorico per deviare il riconoscimento delle azioni genocide di Hamas. Hamas, peraltro, si oppone a qualsiasi negoziato con Israele o con gli ebrei. Il patto di Hamas del 1988 mira a cancellare Israele e gli ebrei in tutto il mondo e a sostituire Israele con uno Stato teocratico islamico. Hamas mira al martirio jihadista
non solo contro Israele, ma contro tutti gli ebrei, articolo 7 del patto di Hamas, che esplicita le intenzioni genocide di Hamas. L'articolo 2 afferma, due punti virgolette, il movimento di resistenza islamico è una delle ali della fratellanza musulmana in Palestina. Il movimento della fratellanza musulmana è un'organizzazione universale, il più grande movimento islamico dei tempi moderni. È caratterizzato dalla sua profonda comprensione, dalla sua accurata comprensione e dalla sua completa adesione a tutti i concetti islamici in tutti gli aspetti della vita, della cultura, del credo, della politica, dell'economia, dell'istruzione, della società, della giustizia e del giudizio, della diffusione dell'Islam, dell'istruzione, dell'arte, dell'informazione, della scienza dell'occulto e della conversione all'Islam. E ancora, Hamas afferma di essere contrario a qualsiasi processo di pace. Articolo 13 recita, due punti virgolette, non c'è soluzione alla questione palestinese se non attraverso il jihad. Iniziative, proposte, conferenze internazionali sono tutte una perdita di tempo, sforzi vani. Il popolo palestinese sa bene che non è il caso di acconsentire che il suo futuro, i suoi diritti, il suo destino vengano messi a repentaglio. L'articolo 8 del patto di Hamas enuncia lo slogan del movimento di resistenza islamico, che ha ispirato innumerevoli martiri jihadisti in tutto il mondo e recita, due punti virgolette, Allah è il suo obiettivo, il profeta è il suo modello, il Corano la sua costituzione, il jihad è la sua via e la morte per amore di Allah è il suo più nobile desiderio. Hamas è impegnata in un jihad eterno contro gli ebrei, finché non si realizzerà la vittoria di Allah. Secondo Hamas, i musulmani sono obbligati a combattere e uccidere gli ebrei ovunque li trovino. Questo appello globale al genocidio è giustificato da un hadith, un detto attribuito a Maometto, che conclude l'articolo 7 del patto di Hamas, che recita, due punti virgolette, il giorno del giudizio non arriverà finché i musulmani non combatteranno gli ebrei uccidendoli, quando gli ebrei si nasconderanno dietro pietre e alberi. Le pietre e gli alberi diranno: o musulmani o schiavi di Allah, c'è un ebreo dietro di me, venite e uccidetelo. Secondo il professor Bruce Hoffman della Georgetown University, i più rilevanti dei 36 articoli del documento, il patto di Hamas, possono essere riassunti come rientranti in 4 temi principali. Primo, la completa distruzione di Israele come condizione essenziale per la liberazione della Palestina e l'istituzione di uno Stato teocratico basato sulla legge islamica, Sharia. Secondo, la necessità di una guerra santa jihad sfrenata e incessante per raggiungere l'obiettivo di cui sopra. Terzo, il deliberato disprezzo e il rifiuto di qualsiasi risoluzione negoziata o accordo politico sulle rivendicazioni ebraiche e musulmane sulla Terra Santa. E quarto, il rafforzamento di luoghi comuni e calunnie antisemite storiche unite a sinistre teorie del complotto. Aggiunge Hoffman. Di conseguenza, quanto accaduto in Israele il 7 ottobre 2023 è pienamente in linea con gli obiettivi espliciti e dichiarati di Hamas. Si è trattato di fatto della realizzazione incipiente delle vere ambizioni di Hamas. Ma abbiamo detto prima, Erdogan è vicinissimo, è sostenitore, è amico di Hamas. E ha affermato il presidente turco Erdogan in un discorso a Istanbul nel 2024: nessuno può obbligarci a definire Hamas un'organizzazione terroristica. La Turchia è un paese che parla apertamente con i leader di Hamas e li sostiene fermamente. Il sogno di Erdogan, a quanto pare, scrive a questo punto la giornalista turca Uzay Bulut su gatestoneinstitute.org, il sogno di Erdogan è da tempo quello di ricreare l'impero ottomano, che comprenda tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, l'Europa centrale e i Balcani, presumibilmente con se stesso Erdogan come sultano. Apparentemente a tal fine Erdogan ha ripetutamente parlato della necessità di riconquistare
Gerusalemme. E quelle che seguono sono le parole del presidente turco, sempre due punti e sempre virgolette. Ha detto Erdogan: non permetteremo che la sacra Gerusalemme venga profanata da mani indegne. Come musulmani non faremo un solo passo indietro rispetto ai nostri diritti a Gerusalemme Est. La nostra lotta per rendere Gerusalemme una città di pace, sicurezza e protezione continua. Restiamo concentrati sui nostri obiettivi. Pianifichiamo ogni mossa come un maestro di scacchi. Nessuna provocazione ci impedirà di raggiungere i nostri obiettivi. La politica estera della Turchia dà priorità alla pace, ma questo non significa che rimarremo in silenzio di fronte all'ingiustizia. L'ingiustizia nei confronti di Erdogan è evidentemente il fatto che Israele abbia il controllo di Gerusalemme. La Turchia, sotto la guida di Erdogan, è diventata uno dei principali sostenitori, oltre che di Hamas, anche di altri gruppi terroristici islamici, tra cui Hezbollah, le forze Hayat Tahrir al-Sham affiliate ad Al-Qaeda in Siria e lo Stato islamico ISIS. Non sarebbe sorprendente, scrive Usay Bulut, la giornalista turca a questo punto, se la Turchia non desiderasse altro, a parte i caccia F-35, che contribuire a portare la pace a Gaza. Non appena Trump lascerà l'incarico, Erdogan si troverà in una posizione ideale per colpire Israele con un'operazione a tenaglia, dalla Siria a est, con l'aiuto del suo protetto, il presidente siriano Ahmed al-Shara, e da Gaza a ovest. Il regime di Erdogan non è una forza razionale che mira a contenere Hamas o a trasformare Hamas in un'entità moderata e non violenta. Il regime di Erdogan sostiene apertamente l'ideologia e le azioni di Hamas. Pertanto, la presenza delle forze turche a Gaza e nel Board of Peace significa che la presenza di Hamas a Gaza continuerà e che i terroristi di Hamas continueranno a colpire Israele, a uccidere sia israeliani che gazawi e a rafforzare i movimenti jihadisti internazionali. Chiunque investa nella ricostruzione di Gaza, in cui hanno un ruolo la Turchia, il Qatar, il Pakistan, l'autorità nazionale palestinese, il Bangladesh e l'ONU, che ha appena stanziato un budget di 100 milioni di dollari per colpire Israele, in breve un gruppo di paesi che da tempo auspicano la scomparsa di Israele. Chiunque investa nella ricostruzione di Gaza in cui hanno un ruolo tutti costoro dovrebbe probabilmente aspettarsi che questo tentativo di creare la riviera di Gaza alla fine avrà un ritorno sull'investimento molto deludente. Sarà facile, conclude Usay Bulut, giornalista turca, sarà facile per questi avversari di lunga data di Israele aderire agli accordi di Abramo e goderne i benefici finché potranno, proprio come è stato per firmare gli accordi di Oslo nel 93, finché potranno goderne dei benefici, per poi alla prima occasione stracciare tutto quanto, soprattutto dopo essersi trovati in una posizione così favorevole per attaccare Israele quando Donald Trump non sarà più in carica. Non c'è da stupirsi che il presidente turco Erdogan e gli altri, Qatar, Pakistan, Autorità Nazionale Palestinese, Bangladesh, eccetera, si stiano leccando i baffi all'idea di portare la pace nel pollaio di Gaza. Così scrive Usay Bulut, giornalista turca. Ma a proposito di Erdogan, sentite un po' come suo figlio ha inaugurato l'anno 2026. Queste sono le parole di Bilal Erdogan, figlio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pronunciate proprio il 1 gennaio del 2026 in un comizio tenutosi sul ponte di Galata a Istanbul. Il figlio del presidente turco ha dichiarato che il sionismo è il nazismo di Israele. Ha pregato Allah di distruggere e annientare il bandito Netanyahu. Ha affermato che Israele sarà annientato se l'umanità si troverà ad affrontare l'ideologia sionista e che Israele dovrà pagare i risarcimenti per i suoi crimini di guerra. Ha anche affermato che la nazione turca
deve continuare la sua lotta contro Israele attraverso il boicottaggio. Inshallah, ha detto, continueremo questa lotta finché Gaza non sarà libera, finché Gerusalemme non sarà libera e la moschea di Al-Aqsa non sarà libera. Le sue parole testuali di Bilal Erdogan, figlio del presidente turco. Che Allah il conquistatore distrugga e annienti il bandito Netanyahu, che guida questa mentalità che gli permette di sprofondare così in basso. Un mondo in cui perfino Dostoevsky è bandito sta allo stesso tempo abbracciando da vicino Netanyahu, l'Hitler del XXI secolo. Il punto in cui è sprofondata la civiltà occidentale è vergognoso. Il nostro problema riguarda l'ideologia del sionismo, che come il nazismo, con le sue pretese di supremazia, considera la vita umana senza valore e non considera gli altri che nulla. Sì, il sionismo si sta oggi manifestando come il nazismo di Israele e l'umanità deve affrontare questa ideologia del nazismo di Israele e Israele ne sarà certamente schiacciato. Israele deve essere ritenuto responsabile e risarcire i suoi crimini di guerra e Gaza dovrà essere ricostruita utilizzando i risarcimenti che Israele pagherà. Ora, come nazione, la Turchia, dobbiamo continuare la nostra lotta individualmente col boicottaggio. Non diremo a cosa serve. La risposta più forte che daremo alla domanda cosa sto facendo sarà il boicottaggio. Inshallah, continueremo questa lotta finché Gaza non sarà libera, finché Gerusalemme non sarà libera, finché la moschea di Al-Aqsa non sarà libera. Che Allah distrugga Netanyahu. Così il figlio del presidente turco Erdogan. Tanti auguri al Board of Peace. Avete ascoltato Auto da Fè. È la radio. Jean-Pierre